Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda 30 minuti SPI CGIL, come sempre qui da Udine per conoscere, capire e soprattutto approfondire tematiche legate insomma al mondo non solo sindacale ma a quello che concerne tutto compreso. Allora il tempo come sempre è tiranno, dobbiamo correre, vado a presentare gli ospiti, chiaramente parto con Bressan, ben ritrovato, e poi Daniela Duz, ben ritrovato anche a lei. Buonasera. E buona trasmissione, come si dice in questi casi. Allora, io direi partiamo subito, Bressan, con delle iniziative importanti. Proposte di legge di iniziativa popolare, appalti, salute, io firmo, stesso lavoro, stesso contratto, il diritto alla salute. Prego. Sì, la CGIL assieme alle sue categorie della funzione pubblica e dei pensionati della nostra categoria ha deciso, assieme a tante altre associazioni, di cui poi ne citeremo alcune, insomma, perché sono per davvero tante, di presentare due proposte di legge di iniziativa popolare, e per presentarle ovviamente avremo la necessità di raccogliere tante firme. Ne basterebbero solo, si fa per dire, 50.000 firme, perché la legge costituzionale prevede sostanzialmente che i cittadini possano presentare leggi di iniziativa al Parlamento, e quindi noi ci siamo fatti promotori, ripeto, con un comitato nazionale formato, come dicevamo, da tante associazioni, tra cui l'ARCI, il sistema delle ACLI, il gruppo Abele, Libera, l'Unione degli Studenti Universitari, l'Auser e così via. Quindi siamo per davvero tanti, ma soprattutto abbiamo avuto anche professori ordinari, universitari e professori della comunità medico-scientifica che ci hanno aiutato nella preparazione dei testi di legge, e quindi sostanzialmente da oggi, cioè da oggi 15 di maggio, abbiamo iniziato la raccolta delle firme. La legge di applicazione della Costituzione, dell'articolo 71 della Costituzione, che prevede questa possibilità di presentare leggi di iniziativa popolare, dice anche sostanzialmente che non sono validi i verbali presentati dopo i 6 mesi dall'inizio della raccolta. Questo vuol dire che abbiamo sostanzialmente 6 mesi Chiaro. di tempo. Mi permetta, Bressan, da non addetto ai lavori, voi mettiamo che riuscite ad ottenere il risultato, poi queste firme vengono presentate, da lì poi ci sarà probabilmente un referendum, no? Oppure... No, non è un referendum, è una legge di iniziativa popolare che va presentata al Parlamento. Perfetto, dopo che la Corte aveva controllato la raccolta di firme, validato, eccetera, eccetera. Quindi non si tratta di un referendum, si tratta in questo caso di una legge da approvare. I referendum di solito abrogano le leggi, certo. Non è che le fanno. Allora, in questo caso, ripeto, avremo questo iter che durerà 6 mesi per quanto ci riguarda la raccolta delle firme. Ci tengo qui a dire che oltre a tanti banchetti che facciamo in tutto il territorio nazionale, compreso il Friuli Venezia Giulia, poi basta andare nei nostri siti o nelle nostre sedi per poter firmare, sapere dove si potrà firmare, ma c'è anche la possibilità di firmare ormai da qualche anno a questa parte, come sappiamo, attraverso il sito del Ministero della Giustizia, la pagina dove si può, come dire, fare la firma online attraverso lo SPID o la CIE, cioè la carta d'identità elettronica. E i contenuti per quanto riguarda in questo caso il testo per quanto riguarda la sanità. Allora, qui va detta una cosa, va fatta innanzitutto una premessa. Noi sappiamo che le finalità della salute e del diritto alla salute sono previste non solo dalla Costituzione italiana, ma che deve essere un diritto che può essere esercitato, effettivo ed universale per tutti i cittadini. Ora noi registriamo ormai da parecchi anni a questa parte che questo diritto via via si comprime sempre di più. Le liste d'attesa ne sono un esempio. Il momento in cui si allungano le liste d'attesa è l'altra faccia della medaglia di un sistema che purtroppo, come dire, arranca, come diciamo in questo caso. Quindi la legge di iniziativa popolare mette al centro questa finalità,
cioè riconoscere un diritto a tutti i cittadini, il diritto alla salute, come diritto universale per tutti. È un diritto che era stato riconosciuto ancora dalla 833 nel 1970, cioè la legge che ha istituito il sistema sanitario universalistico nel nostro Paese, e soprattutto, come dire, accanto a questo va riconosciuto anche il lavoro degli operatori che operano nell'ambito sanitario e sociosanitario, e cioè di chi promuove la salute e la cura ai cittadini. E purtroppo sappiamo in questo caso che questi operatori della salute e della sanità negli ultimi anni sono stati bistrattati sia dal punto di vista delle condizioni di lavoro e soprattutto e anche dal punto di vista della remunerazione del lavoro che fanno, che è un lavoro prioritario per i cittadini. Ricordiamo che la sanità è una delle infrastrutture sociali più importanti che abbiamo assieme alla scuola. Quindi queste sono le finalità della legge che presentiamo di iniziativa popolare, e dopodiché, quando diciamo che bisogna finanziare innanzitutto il sistema, perché se non lo si finanzia adeguatamente è del tutto evidente che noi rischiamo, come dire, una sorta di marginalità sanitaria, e allora per questo noi, come dire, abbiamo tenuto conto di quello che è stata la spesa sanitaria negli ultimi anni, che al di là di quello che dice il governo che continua ad aumentare la spesa, in realtà questa continua a scendere, l'avevamo già detto in una puntata precedente quando avevamo visto la legge bilancio, qui la ripetiamo, noi siamo scesi al 6,1%, teniamo conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che il minimo necessario in rapporto al PIL della spesa deve essere minimo il 7%. Noi oggi siamo al 6,1 con l'ultima legge di bilancio, ma siccome la legge di bilancio è triennale, sappiamo che è previsto un ulteriore calo nel 2027, scenderà al 6% e poi addirittura al 5,9%. La legge di iniziativa popolare invece ci dice che noi vogliamo aumentare la spesa, perché sennò altrimenti non riusciamo a avere un'assistenza sanitaria degna di questo nome, vogliamo riportarla sopra il 7%, faccio presente che i paesi che si afferiscono a noi dell'Unione Europea, come dire, sono al 10% e anche oltre il 10%. Parliamo della Germania, della Spagna, della Francia, dell'Inghilterra. Quindi vogliamo cercare quantomeno di avvicinarci per portarla al 7,5 in maniera graduale e progressiva. Non diciamo domani mattina bisogna arrivare al 7,5%, ma entro il 2030 vorremmo tentare di adeguare la spesa sanitaria e allinearla a quello che è il fabbisogno sanitario che ogni anno registriamo in aumento, perché come sappiamo la popolazione, la demografia della nostra popolazione è una popolazione che aumenta dal punto di vista dell'invecchiamento, e l'invecchiamento della popolazione porta con sé una maggiore domanda sanitaria e sociosanitaria. Ne è la prova, come dire, della carenza delle risorse il fatto che la spesa privata in Italia sia aumentata dai 31 miliardi del 2020 fino agli oltre 41 miliardi nel 2024, dati Istat. Certo. Questo vuol dire che in buona sostanza, come dire, il sistema sanitario pubblico non regge più la domanda che c'è, e però su questo va detto, come dire, che 5 milioni e 800 mila, quasi 6 milioni di italiani non hanno le risorse private per ricorrere, come dire, al settore privato sanitario, e quindi rinunciano alle cure. Quasi un italiano su 10 più o meno. Quasi un italiano su 10 che rinuncia alle cure perché non ha le risorse proprie, e quindi si trova in una lista d'attesa infinita dove addirittura aspettano anche qualche anno prima di essere chiamati, e sappiamo cosa succede nel frattempo, e quindi rinunciano alle cure perché non hanno le risorse, come dire, private per ricorrere alla sanità privata. Da qui va anche detto, e riportiamo il dato ad esempio della Fondazione Gimbe all'ultima audizione che ha fatto in Parlamento, dove sostanzialmente la spesa per il personale è diminuita da quasi il 40% al 36% e qualcosa. In termini monetari sono stati
sottratti alla spesa per il personale dal 2012 al 2024 oltre 33 miliardi di euro. Non so se ci rendiamo conto, cioè 33 miliardi di euro è una manovra finanziaria e mezza, per capirci. E solo tra il 2020 e il 2024 di questi 33 miliardi quasi 13 miliardi di euro. Quindi quando diciamo attenzione, perché se si continua a comprimere in questa maniera la spesa per il personale, noi non abbiamo il personale sanitario e sociosanitario sufficiente a reggere la domanda che abbiamo nel Paese. Per questo la legge di iniziativa popolare chiede che vengano abrogati i tetti di spesa per il personale che esistano dal 2006, dal governo Berlusconi che li ha introdotti e che poi via via sono stati confermati e che ancora ci sono, e quindi, come dire, questi tetti di spesa in qualche maniera impediscono di poter finanziare sufficientemente la spesa per il personale. Quindi la cosa da fare in questo caso è per davvero, come dire, abrogare e dare la possibilità anche alle regioni di aumentare la spesa per il personale. Infine abbiamo le politiche in favore delle persone anziane e non autosufficienti. Qui vogliamo dire un paio di cose, poi ce ne sono molte altre, ma su questo anticipo che faremo un'altra trasmissione sul tema. Si afferma qui il diritto alle persone a poter scegliere, in buona sostanza, in maniera indipendente, si dice, e consapevole, il tipo di assistenza e cura presso la propria abitazione in condizioni di dignità e sicurezza. Questa è la formazione di un principio assolutamente importante, cioè il principio di poter essere curati a casa, presso, come dire, la propria abitazione. Questo afferisce a quella che noi chiamiamo la continuità assistenziale, la presa in carico di quella persona che ha bisogno di assistenza. E perché, come dire, vogliamo sviluppare sempre di più l'assistenza domiciliare? Perché lì si è capito ormai da studi da molto tempo che c'è una maggiore aderenza ai piani terapeutici, sono meno costosi rispetto ai tradizionali ricoveri, ad esempio ospedalieri, e soprattutto, come dire, c'è un maggiore benessere psicologico della persona, cioè sta dentro a quello che è il proprio ambiente, ai propri cari, ai propri affetti, riconosce, come dire, le cose circostanti. Se lo porti dentro a una sala di ospedale o una casa o un ospedale di comunità o una struttura residenziale, è un luogo neutro, spersonalizza, la solitudine aumenta e sappiamo, come dire, che ci si ammala di più gravemente anche attraverso, come dire, l'evolversi delle cronicità. L'ultima questione per davvero riguarda l'assistenza domiciliare integrata, che afferisce a questo tema, cioè dell'assistenza domiciliare. Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, ci informa che abbiamo raggiunto il target previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Nel 2024 abbiamo raggiunto il 10% di assistenza domiciliare per gli anziani over 65. Però il 10% è poco e soprattutto bisogna poi mantenerlo, non è che una volta raggiunto vuol dire che ci sarà per sempre. Quindi, come dire, bisogna agire anche qui sul fronte dei finanziamenti e chiediamo che venga portato al 20% per l'anno prossimo e successivamente l'anno successivo portarlo almeno al 30%, perché la domanda, ripeto, aumenta sempre di più. Ultimissima questione, la prestazione universale. Ora la prestazione universale si forma di due componenti. Da una parte, come dire, quella che è l'indennità di accompagnamento, dall'altra parte quello che è l'assegno di assistenza. Ora, l'assegno di assistenza è stata una presa in giro totale, si dice che sono 850 euro per quanto riguarda, come dire, la badante, per farsi capire, l'assistenza domestica. Bene, allora bisogna sapere che bisogna avere più di 80 anni e un ISEE che non superi 6.000 euro. Cioè stiamo parlando di una persona che se non è già morta ci manca poco. Ecco.
Noi abbiamo fatto il conto che in Friuli Venezia Giulia probabilmente non sono 5 le persone in tutto il Friuli Venezia Giulia che godono, come dire, di questo assegno. Chiediamo di alzare l'ISEE fino ad almeno 50.000 euro e aumentare il fondo per la non autosufficienza di 1 miliardo anno per arrivare ad almeno una dotazione di 6 miliardi di euro, perché sappiamo che sono più di 3 milioni i non autosufficienti nel nostro paese. Ecco, mi pare Bressan che ha fatto un excursus molto importante, insomma ha spiegato bene di che cosa si tratta, qual è la vostra iniziativa, per filo e per segno, come ha detto lei giustamente si è parlato di numeri reali, non di così per sentito dire, ma bensì dati Istat. Allora invece andiamo a sentire cosa ci propone invece Daniela Duz, sempre per quanto riguarda questa proposta di legge di iniziativa popolare. Le proposte si possono enucleare in 7 punti. Allora io partirei subito col primo, con lei Duz. Chi lavora in appalto deve avere stesso salario e stessi diritti dei dipendenti del committente. Assolutamente. Diciamo che questa frase, questo primo punto, è proprio lo slogan di questa proposta di legge di iniziativa popolare. Due proposte di legge che, come anticipava anche il collega, toccano 2 temi assolutamente trasversali, la salute e il lavoro. Come organizzazione sindacale noi non ci arrendiamo di fronte ad una sanità più debole e a un lavoro povero come quello degli appalti. Allora, è vero, chi lavora in appalto deve avere lo stesso salario e gli stessi diritti dei dipendenti del committente, ovvero sia il lavoratore in appalto o in subappalto non deve costare meno del lavoratore dipendente direttamente del committente. Io ricordo, siccome ci sono anche dei termini, voglio dire, che possono in qualche maniera risultare così non conosciuti, il committente è colui che, come dire, affida la gara d'appalto, esternalizza un servizio, esternalizza un'opera, una fornitura e un lavoro, un servizio, una fornitura e esternalizza ad un terzo soggetto. Bene, gli appalti, i lavoratori degli appalti e dei subappalti devono costare tanto quanto costano i lavoratori dipendenti dipendenti del committente. Allora, è importante capire una cosa: perché questa legge è importante, questa proposta di legge? Perché gli appalti non rispettano più, purtroppo devo dire, il motivo iniziale per cui sono stati, come dire, utilizzati. L'appalto doveva essere e doveva rappresentare una specificità produttiva, un miglioramento nella gestione dell'erogazione del servizio, del lavoro o della fornitura. Purtroppo non è così, perché l'appalto invece è diventato uno strumento, un veicolo per comprimere tutele, diritti e salario. Ecco perché quindi è importante che i lavoratori degli appalti e dei subappalti costino tanto quanto il lavoratore dipendente del committente. Perché? Perché in questa maniera cerchiamo di arginare il dilagare dell'utilizzo dell'appalto e in questa maniera, non dimentichiamolo, tuteliamo anche i dipendenti dei committenti, perché ovviamente se io ricorro meno all'appalto è chiaro che lo spazio viene dato maggiormente, come dire, al lavoro diretto della committenza. Chiaro. E mi permetta di dire anche un'altra cosa. Se è vero come è vero che lo stesso lavoro, stesse tutele, stesso costo del lavoro, significa che le maggiori tutele vengono anche stese al lavoro autonomo, che è il secondo punto di questa proposta di legge. Ecco, lei parla appunto del secondo punto per evitare, no, lo sfruttamento delle partite IVA. Esattamente, esattamente. Un lavoratore autonomo deve avere il cosiddetto equo compenso, deve avere l'equo compenso e deve costare tanto quanto costa un lavoratore subordinato, a parità ovviamente di, come dire, a parità di professionalità. Perché questo?
perché in questa maniera cerchiamo di arginare i ricatti che vengono soprattutto fatti nei confronti dei giovani che hanno le partite IVA, e cerchiamo anche di arginare quel ricatto che può essere, di cui può essere vittima un ex dipendente a cui viene proposto un lavoro autonomo, e questo lavoratore si trova a dover accettare perché comunque ha bisogno di lavorare. Quindi questo è un altro secondo punto. E arrivo anche al terzo, perché il terzo punto parla di maggiori responsabilità in capo ai committenti privati in materia di salute e sicurezza. Ecco, perché probabilmente questo è un altro dei nodi dolenti. Assolutamente sì. Allora, guardi, la proposta di iniziativa popolare interviene sull'articolo 29 del decreto legislativo 276 del 2003, che è il decreto attuativo della cosiddetta legge Biagi, e interviene su un articolo, il numero 29, che è l'articolo delle tutele, della responsabilità in solido, e soprattutto questa nostra proposta di legge ha l'intento di trasferire importanti diritti conquistati con le lotte delle lavoratrici e dei lavoratori negli appalti privati. Quindi si chiede ai committenti privati, si chiede di controllare che nell'appalto dato vengano praticamente utilizzati degli strumenti, è importante questo punto, che misurino la congruità tra il numero dei lavoratori utilizzati e praticamente i tempi di realizzazione delle opere. Perché diciamo questo? Perché? Perché se io devo realizzare un'opera e devo, non mi piace questo termine utilizzare, lo uso tra virgolette, ma insomma lo dico, utilizzare 100 lavoratori e invece ne utilizzo 50, è chiaro che sottopongo quei 50 lavoratori lì ad un, come dire, sovraccarico di lavoro, ma soprattutto, e purtroppo le cronache ci hanno dimostrato la veridicità di quello che sto per dire, ci dimostrano l'aumento esponenziale del rischio, degli infortuni, delle morti sul lavoro e anche delle malattie professionali. Brandizzo, il cantiere dell'Esselunga a Firenze, io credo che ce lo ricordiamo tutti, la grande tragedia. Quindi anche questo terzo punto che interviene proprio sulla salute, sulla tutela delle salute e della sicurezza, e che praticamente investe la committenza privata. Senta, per quanto riguarda, e restiamo comunque sempre in tema, maggiori responsabilità dei committenti privati e pubblici su salari e diritti. Certo, i committenti, la proposta di legge chiede anche che i committenti controllino che nell'appalto che hanno dato vengano applicati i contratti nazionali legati all'attività svolta nell'appalto. Ed è importantissimo perché molte volte i lavoratori degli appalti non hanno, come dicevo prima al punto 1, le stesse tutele economiche e normative dei dipendenti diretti della committenza. Quindi si chiede che il committente controlli l'utilizzo della giusta applicazione del contratto nazionale, non solo, controlli anche il giusto livello di inquadramento. Perché? Perché se io e lei lavoriamo nello stesso ciclo produttivo e lei è dipendente diretto e io sono una lavoratrice dell'appalto, se a me viene applicato un contratto diverso da quello legato all'attività dell'appalto, all'attività, come dire, dell'appalto, noi abbiamo salari diversi e tutele diverse, ma è importante anche che si controlli il giusto e corretto inquadramento, perché se io vengo inquadrata in un quarto livello anziché al terzo, cosa succede? Succede che la mia paga oraria è diversa
e quindi io avrò un salario inferiore e soprattutto tutte le incidenze degli istituti contrattuali indiretti. Chiaro. Quindi 13ª, 14ª se c'è, contributi previdenziali e TFR. Allora Quindi, abbiamo ancora poco meno di 5 minuti per concludere la trasmissione. Andiamo al punto 5. In presenza di un appalto illecito si chiede assunzione diretta dei lavoratori. allora, cos'è un appalto illecito? Innanzitutto, bisogna che chiariamo. Allora, un appalto illecito è quello che praticamente, il cui appaltatore non dispone dei mezzi di produzione, non esercita potere disciplinare sui lavoratori, potere disciplinare, quindi gli ordini, che invece vengono dati dal committente. In questo caso, di fronte quindi ad un appalto privato, noi chiediamo che il lavoratore venga immediatamente assunto a tempo indeterminato, come succedeva fino al 2003. Ora invece il lavoratore deve ricorrere al giudice, il quale non sempre garantisce l'assunzione a tempo determinato, a tempo indeterminato. Guardi, questa è una norma di civiltà, e le imprese serie e virtuose che ci sono non hanno certo paura di queste norme e non viene certo preclusa loro la possibilità di crescere. Quindi, ripeto, è una questione di civiltà. È una cosa importante. Poi restiamo in tema perché c'è anche il cosiddetto limite alla catena dei subappalti, perché si crea la famosa catena di Sant'Antonio in un certo senso. No? Esattamente, la normativa attuale ha liberalizzato i subappalti a cascata. Noi che cosa chiediamo? Io le ricordo che, e ricordo anche ai nostri telespettatori e telespettatrici, che la catena degli appalti e dei subappalti è la catena in cui avvengono le maggiori violazioni contrattuali ed è la catena in cui avvengono il più alto numero, tra l'altro, degli infortuni sul lavoro e dove vi è il maggior rischio, di infiltrazione di criminalità. E quindi noi chiediamo che ci sia praticamente il divieto di subappalto in certi settori a rischio, che questi settori vengano individuati da appositi, come dire, interventi del Ministero del Lavoro, una volta sentiti gli enti preposti, che sono l'INPS, l'Ispettorato del Lavoro, e sentite anche le organizzazioni sindacali e le parti datoriali. Ecco, poi andiamo a concludere per quanto riguarda il 7° punto, diritto di informazione e consultazione dei lavoratori. Sì, nelle imprese superiori ai 15 dipendenti noi chiediamo il fatto che i lavoratori hanno il diritto di sapere, di conoscere, e quindi chiediamo che ci possano essere degli incontri con la committenza affinché i lavoratori possano conoscere quali sono le attività che si appaltano, a chi e a quali condizioni. Ripeto di nuovo che le imprese serie e virtuose che esistono non hanno paura di questi confronti e anzi non temeranno neppure i confronti successivi, casomai in caso di cambio appalto. Insomma, è stata chiara e trasparente come sempre anche Daniela Duz. Abbiamo proprio 2 minuti e 20 secondi scarsi per tornare invece con Renato Bressan per parlare invece di questa importante iniziativa della raccolta firme, perché approfittiamo, Bressan, perché sa che la televisione è una grande cassa di risonanza, più si lancia il messaggio, più si batte il martello, più il ferro è caldo, più si ottengono i risultati. Sì, certo, quindi ribadiamo, insomma, da oggi, 15 maggio, è iniziata la raccolta delle firme. È uno strumento assolutamente importante che mettiamo a disposizione dei cittadini. Ripeto, c'è la necessità di salvaguardare un'infrastruttura sociale importantissima come il Servizio Sanitario Nazionale e c'è la necessità di mettere mano e regolamentare meglio e anche con una maggiore sicurezza tutta la legge sugli appalti che, come ha ben descritto la mia collega Duz, ormai è diventata una vera e propria gruviera. Lì c'è bisogno di cesellare tutti i buchi che sono stati fatti in quella normativa che una volta garantiva, oggi non garantisce più, né dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista della salute e sicurezza di questi lavoratori che ormai sono vicini alla schiavitù. E guardate che non stiamo scherzando, sono vicini alla schiavitù. Ecco, quindi
come diceva la Duz, è una norma di civiltà, mettiamoci le mani, abbiamo questo strumento, utilizziamolo, siamo in molti e dopodiché le mettiamo in mano al Parlamento e chiediamo al Parlamento di legiferare in tal senso, perché questi sono, come dire, Chiaro. diritti fondamentali per tutti i cittadini. So che la DUS proprio telegrafica, sì, vuole dire qualcosa? mi faccia concludere in questa maniera. Sì. In Friuli Venezia Giulia lavorano negli appalti tra pubblici e privati circa 30.000 persone. Noi come organizzazioni sindacali unitariamente CGIL e CISEUIL abbiamo proposto a questa regione un protocollo d'intesa in materia di appalti, dove andiamo ad affrontare le questioni dell'individuazione corretta del CCNL, la trasparenza, la salute, la sicurezza, tutti i temi che abbiamo appena citato. Dico anche una cosa, e mi rivolgo alle telespettatrici e ai telespettatori che ci seguono: non abbiamo certamente avuto la pretesa, né io né Renato, di essere esaustivi nella materia, perché sono materie davvero molto pregnanti, però diciamo a tutti, visto che sono materie trasversali che riguardano tutti, lavoro e sanità e salute, di recarsi presso i banchetti che vedranno messi in atto, messi in piedi dalla CGIL nelle piazze, nei mercati, dove troveranno non soltanto tutto il materiale divulgativo per tutte le informazioni necessarie, ma troveranno anche i colleghi sindacalisti e sindacaliste, i delegati e delegati, certo, che daranno tutte le risposte ai dubbi che i cittadini e le cittadine avranno. Allora, giusto tempo di salutare Renato Bressan e a Daniela Duz. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata con 30 minuti SPI CGIL. Mandi e alla prossima. Grazie.